Buongiorno, Focus Bollettino Colture Erbacee, aggiornamento che oggi riguarderà le micotossine, un problema serio da gestire nel modo più efficace possibile. Come abbiamo già visto nelle precedenti puntate, il rischio di contaminazioni da micotossine nella granella di mais è elevato in particolare per le aflatossine, ma è elevato anche per le fumonisine. Leggete i bollettini dove ci sono molte informazioni in dettaglio per gestire questo problema, www.venetoagricoltura.org bollettino colture erbacee, avete più di un bollettino che riporta circa il rischio climatico stagionale di trovare valori elevati di micotossine nella granella. Troverete anche i consigli pratici che partono da una raccolta il più precoce possibile. Dobbiamo evitare che la granella di mais resti troppo in campo, quindi non cercare di avere l'umidità bassa per ridurre i costi di essiccazione. Purtroppo non possiamo permetterci questo lusso, ma dobbiamo cercare di raccogliere il prima possibile, appena è trebbiabile. E seconda cosa, dobbiamo programmare le raccolte, cominciare a individuare gli appezzamenti più a rischio in base a quello che abbiamo già visto, cioè gli appezzamenti che hanno avuto fattori di stress come ad esempio carenza idrica devono essere considerati più a rischio e quindi devono essere valutati magari anche con test rapidi in preraccolta per vedere se ci sono livelli elevati sopra soglia delle aflatossine. In questo caso la partita dovrà essere gestita in modo diverso. Teniamo conto anche di molti altri dettagli che possono ridurre il rischio di avere valori sopra soglia di aflatossine, quale quello di evitare di rompere la granella, quindi di regolare battitore contro battitore nella mietitrebbia per ridurre la rottura dei semi, cercare di evitare che il materiale resti per troppo tempo fermo prima di essere essiccato, quindi concordare bene i tempi di consegna. Evitare in generale di lasciare residui, quindi pulire il meglio possibile la granella, mettere in atto tutte le strategie che troverete nei nostri bollettini per ridurre il rischio di avere partite di granella con valori di micotossine sopra la soglia. Alla prossima!